E le Alpi e Prealpi friulane potrebbero presto ripopolarsi di lupi grigi, specie che in Italia non è presente da una novantina d'anni. In Slovenia, a 4-5 km da Trieste, ne vivono 2 branchi. Un esemplare, dotato di radiocollare da esperti dell'Università di Lubiana, è entrato nella nostra regione prima di spostarsi in Austria, a Linz, e trasferirsi poi a Cortina. Oggi vive tra Veneto e Trentino. Ma il lupo vagabondo, che si chiama Slavk, si legge Slausk, potrebbe trovare condizioni ideali per vivere e cacciare le prede preferite, cervi e caprioli in Friuli. La sua giovane età e l'istinto lo hanno spinto ad abbandonare il branco d'origine in Slovenia alla ricerca di nuovi territori e di una femmina con la quale accoppiarsi. Così in un paio di mesi ha percorso 850 km, facendo anche una capatina nella nostra regione, dove questa specie non si vedeva da una novantina d'anni. La vita del lupo grigio Slauz e il suo straordinario viaggio sono stati seguiti passo passo grazie al radiocollare di cui è dotato nell'ambito del progetto Life Slow Wolf, coordinato dal gruppo di veterinari e biotecnologie dell'Università di Lubiana. Slauz appartiene ad uno dei 2 branchi, una decina di esemplari in tutto, che vivono in Slovenia ad una manciata di chilometri da Trieste, sul monte Tajano e sul monte Auremiano. Slow Wolf, il primo progetto sul monitoraggio dei lupi in Slovenia, spiega Letizia Kozlan, giovane biologa naturalista laureata all'Università di Trieste che ha partecipato all'attività, sta monitorando i 2 branchi dal 2010. In tutto sono stati catturati, per essere dotati di collare e quindi liberati, 4 esemplari, dei quali 3 sulle zone di confine. Il primo, Brin, è stato seguito da aprile ad ottobre del 2010, quando è stato ucciso durante la stagione di caccia. Diversamente da quanto avviene in Italia, infatti, in Slovenia la caccia a questa specie non è vietata. Il secondo, Volko, è stato monitorato da maggio ad ottobre scorsi, poi improvvisamente se ne sono perse le tracce. Il terzo esemplare catturato, Slauz, originario del monte Tajano, è quello che ha consentito di ricavare i dati più interessanti, essendo stato il primo ad entrare in Italia. Dai dati raccolti attraverso il dispositivo GPS, che invia segnali di posizione dalle 4 alle 6 volte al giorno, racconta Letizia Kozlan, a dicembre Slauz è entrato in Italia, a Grozzana, vicino Trieste, dove si è fermato solo qualche ora, un giorno al massimo. Quindi è rientrato in Slovenia, per poi dirigersi in Austria. È rimasto qualche giorno a Linz, poi è tornato in Italia a fine febbraio, facendo tappa a Cortina. Oggi vive tra Veneto e Trentino Alto Adige. Kozlan spiega che uno dei motivi che spinge i lupi a rimanere in Slovenia, senza varcare i confini, è l'antropizzazione del carso triestino. Sono animali che temono l'uomo e che vivono preferibilmente in zone dove abbondano le prede preferite, gli ungulati selvatici, quali cervi e caprioli. Potrebbe essere dunque che uno o più branchi decidano di stabilirsi sulle Prealpi ed Alpi friulane. La storia di Slauz e più in generale della sua specie sarà raccontata da Letizia Kozlan durante un incontro in programma domani alle 18 all'Università della Terza Età Paolo Naliato di Udine.